Carissima sindaca Barazza, mercoledì 28 giugno nel comune di Cappellamaggiore si è ritornati a parlare di sostenibilità con una nuova data e la presentazione del rapporto di sostenibilità 2023, così. Mercoledì ci siamo ritrovati per presentare il rapporto di sostenibilità 2023 del Comune di Cappellamaggiore. Questa è la prima tappa di un percorso che l'amministrazione comunale di Cappellamaggiore ha inteso intraprendere per cercare di raggiungere in modo più appropriato ed efficace gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 dell'ONU. In questo percorso ha ritenuto di farsi aiutare dall'Associazione della Rete dei Comuni Sostenibili, che offre un servizio di monitoraggio e di misurazione delle azioni che si mettono in campo. Quindi il Comune ha compilato un questionario che ha sostanzialmente preso in esame a 360 gradi tutte le attività del Comune in relazione ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030 relativi agli ultimi 5 anni e in particolare poi i 2 anni di Covid, che sono 2 anni un po' particolari, quindi vanno presi a sé stanti. E sulla base di questo rapporto e sulla base degli esiti è stato costruito il rapporto che darà delle indicazioni preziosissime, perché costituiranno le indicazioni di partenza, capire dove il Comune si trova in questo momento rispetto agli obiettivi appunto della sostenibilità. Quindi sono emersi degli aspetti molto positivi, degli aspetti positivi ma con una tendenza a crescere minore, e poi ci sono anche gli aspetti meno positivi, quindi negativi, da correggere e sui quali lavorare. Questo appunto è importantissimo, perché così l'azione amministrativa del Comune, la nostra azione, potrà essere meglio indirizzata e concentrata in quegli ambiti che sono più critici, più deficitari, che hanno bisogno di essere migliorati. È stata molto bella perché hanno partecipato alla serata anche le delegazioni degli studenti dell'Istituto Comprensivo di Cappellamaggiore, che a loro volta hanno raccontato i progetti sulla sostenibilità che stanno portando avanti nei loro istituti scolastici. E proprio il 31 di gennaio, con la consegna anche al comune di Cappellamaggiore della targa dei comuni sostenibili, si è veramente suggellato, potremmo dire, questo impegno per una sostenibilità veramente inclusiva e transgenerazionale. E proprio sempre in quell'occasione si è parlato della comunità energetica del comune di Cappellamaggiore. Ci ha messo l'insieme. La comunità energetica CM Sole Insieme, che il Comune di Cappellamaggiore sta attivando attraverso anche il supporto del CEV, è proprio uno di quegli elementi qualificanti che sono emersi dal rapporto di sostenibilità 2023 del nostro Comune. Proprio perché le comunità energetiche rinnovabili sono al momento sì in fase di attuazione da parte anche nel resto d'Italia di tanti comuni, ma sono pochi quelli che sono in fase così avanzata come siamo noi. Proprio da poco tempo, in questi giorni, sono stati installati pannelli fotovoltaici sopra il centro sociale, dove appunto creeremo questo impianto fotovoltaico di 20 kW che fungerà da base per appunto l'avvio della comunità energetica rinnovabile CM Sole Insieme, che poi avrà modo di, una volta avviata, anche di ampliarsi e rispetto alla quale abbiamo anche in corso pubblicato un avviso di manifestazione di interesse al quale i cittadini possono rispondere aderendo, così dando i loro dati per aderire alla comunità energetica. Questo per dire che siamo già in una fase di coinvolgimento vera e propria, e già parecchie domande ci sono arrivate, quindi è un buon segnale, nonostante
tema della comunità non sia facilissimo da spiegare, come tutte le cose nuove richiedono più tempo, stiamo vedendo che anche grazie a questi incontri che facciamo di presentazione, come quello del 28, ma anche come quello del 31, e un altro che era stato fatto in occasione della Giornata della Terra, tutto serve per far passare le informazioni e per creare una sensibilità nella comunità. Proprio perché, come prima veniva ben espresso, il cooperare, il fare rete, il coinvolgere tutti i soggetti è fondamentale. Tra l'altro è proprio il 17° degli obiettivi, quello della partnership, quello del lavorare insieme, perché è solo lavorando insieme che si possono veramente raggiungere gli obiettivi da ogni punto di vista. E proprio l'importanza di avere obiettivi comuni fa proprio parte di quei famosi SDGs che mettono insieme tutte le sinergie verso quell'obiettivo comune di una sostenibilità veramente trasversale. Per quanto riguarda il tema della sostenibilità, come quindi sindaco e come vicepresidente del consorzio CEV, qual è lo stato dell'arte quindi della sostenibilità nella pubblica amministrazione oggi? Diciamo che quello che rilevo a tutti i livelli, sia locale sia nazionale, è una crescente attenzione ai temi della sostenibilità, che poi sappiamo essere una sostenibilità che si declina su vari ambiti, non è soltanto ambientale, ma è anche sociale ed economica, perché questi sono aspetti strettamente correlati tra di loro. C'è una crescente sensibilità unita alle ingenti risorse che sono state messe in campo sia dallo Stato ma anche attraverso fondi PNRR proprio per finalità di efficientamento energetico, per esempio degli edifici pubblici, ma non solo. E quindi un po' i fondi da un lato, un po' l'urgenza che i cambiamenti climatici fanno sentire, fanno recepire in modo, diciamo, più forte in questo momento rispetto agli anni scorsi agli amministratori pubblici, e non solo agli amministratori pubblici, anche ai giovani, e sappiamo quante sono le manifestazioni che i giovani che sono proprio coloro che hanno ancor più a cuore questa cosa, perché è il loro mondo, è il mondo nel quale loro domani vivranno, che è a rischio. Quindi tutte queste componenti fanno sì che, soprattutto a livello locale, quindi di enti locali, di istituzioni locali di vario genere, si moltiplichino le iniziative, ciascuno ovviamente per la propria parte, per le proprie competenze, che vanno nella direzione della sostenibilità, o meglio dell'attuazione di progetti che mettano a terra questi obiettivi che sono partiti dalle Nazioni Unite, essendo stati condivisi da gran parte degli stati del nostro pianeta, della nostra terra, e poi sono stati calati su base nazionale, ma è a partire dal basso che trovano veramente poi attuazione e realizzazione. Quindi la consapevolezza, emerso anche l'altra sera, è che si debba partire da noi, da dove siamo, da quello che facciamo, e da qui si debbano mettere in atto tutte le azioni, anche le più piccole, che però sappiamo, tante piccole gocce poi creano un mare grande, e sarà quello che potrà creare quel cambiamento che necessita poi di tempi rapidi, perché i cambiamenti sono più rapidi del nostro modo tante volte di reagire e di mettere in atto controazioni. Quindi potremmo dire che ci si sta veramente approcciando ad un futuro presente sempre più sostenibile. Sì, direi che è aumentata tantissimo la consapevolezza, e con la consapevolezza anche gli investimenti specifici su queste tematiche, proprio in tutti gli ambiti. Chiaro che c'è ancora tanta strada da fare e tanti sono gli ostacoli. Prima fra tutte, questo sempre guardando un po' dall'angolo visuale del CEV, qual è la situazione dei nostri comuni,
la scarsità di risorse umane e di competenze tecniche adeguate. Questo è un grandissimo problema, perché rallenta la realizzazione di questi obiettivi. Di qui l'importanza dell'azione del CEV a supporto dei nostri comuni, perché avere buone idee non basta, bisogna essere anche in grado poi di attuarle, e per attuarle bisogna avere le competenze, non solo gli obiettivi chiari, ma anche le competenze, e naturalmente alle competenze sono legate anche le risorse, che molto spesso si trovano proprio per mezzo di competenze adeguate, che scrivono tecniche, ma non solo, anche giuridiche, che scrivono i progetti e che quindi consentono di beneficiare di quei fondi che vengono messi a disposizione. Il consorzio CEV si occupa anche della realizzazione tecnico-pratica di quelli che sono anche i concorsi pubblici per la pubblica amministrazione. Esatto, sì, questo è un altro ambito nel quale l'aiuto e il supporto è preziosissimo, perché le risorse, fare i concorsi implica anche qua tempo e competenze adeguate. Tutte competenze che verrebbero distolte dall'attività ordinaria nei comuni, ordinaria e anche straordinaria, che molto spesso è legata ai temi di cui abbiamo parlato prima. Quindi il CEV nel dare questo servizio aiuta concretamente i comuni a, diciamo, tra virgolette, liberarsi di questo problema e ad avere nel più breve tempo possibile il personale, attraverso appunto l'espletamento del concorso, che è fondamentale per l'attuazione degli indirizzi di ciascun ente. Sui social e nella comunicazione con il CEV abbiamo puntato sul motto "Insieme si vince contro il caro energia". Ecco, è quel insieme si vince che è fondamentale e sul quale il CEV sta lavorando, dando supporto ai nostri enti. Quindi fare rete, fare squadra per raggiungere gli obiettivi. Questa è la conclusione che come CEV, sulla quale lavoriamo e sulla quale ogni giorno siamo al fianco dei nostri enti.